parti dalle 20 proposte prima di chiedere l'autorizzazione ministeriale. Zaia risponde alle polemiche sull'acquisto improprio dei vaccini, il PD chiede un accesso agli atti, intanto si registra un caso di variante brasiliana nel Padovano. Domani l'insediamento ufficiale del Comitato Tecnico Veneto che aiuterà la delegazione trattante per far ripartire la corsa dell'autonomia con il nuovo governo. Il Premier Draghi al Senato per il voto di fiducia, nel suo discorso accento su scuola, vaccini, fisco e ambiente e il richiamo all'unità. Imprese e sindacati plaudono al pragmatismo. Studio dell'Istituto Demoscopica sulle possibili perdite del turismo con lo stop alla stagione sciistica, previsione di 900 milioni in fumo per la montagna veneta, un accaporetto, dice l'assessore Caner. Dramma sul lavoro a Vigonza, 62enne di Mira alla guida di un muletto precipita da un soppalco alto 6 metri all'interno del capannone, l'operaio muore sul colpo. È morto Ivone Cacciavillani, noto avvocato e storico della Serenissima e del Veneto, il ricordo del presidente del Consiglio regionale Ciambetti, figura emblematica della cultura veneta. 18enne aggredito con calci e pugni per strappargli la catenina in oro, violenza alla stazione ferroviaria di Castelfranco, gli aggressori bloccati dai carabinieri. A un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto, domenica 21 febbraio alle 21:15 su Antena 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo da varianti e vaccini che sono stati al centro del punto stampa di oggi del presidente del Veneto Zaia, che assieme al direttore generale della Sanità Luciano Flora ha illustrato gli elementi trattativa per l'eventuale acquisto improprio dei vaccini. Calano i contagi ed i ricoveri, ma resta ancora drammatico in Veneto il numero di morti, 70 stamane le nuove vittime del Covid e a preoccupare ci sono poi le varianti, quella inglese riscontrata in tutta la regione nel 17-18% dei casi, ma anche quella brasiliana, un caso nel Padovano, ma è soprattutto la partita vaccini a tenere banco al punto stampa del presidente Zaia con la questione degli acquisti in proprio da parte del Veneto. AstraZeneca nega trattative private e teme che i vaccini al di fuori del contratto europeo siano contraffatti. Pfizer ribadisce di fornire i vaccini soltanto ai governi. Quelli proposti al Veneto, dunque, che vaccini sono? A casa mia vendiamo solo ai governi, vuol dire che qualcun altro può vendere a chi non è governo, o no? Secondo voi un'industria farmaceutica vende tutto il suo prodotto direttamente? Impossibile. Le big pharma hanno i concessionari, hanno i licenziatari, addirittura gente che produce lo stesso prodotto da altre parti su licenzia, hanno poi i rappresentanti, hanno tutto un commerciale e quindi secondo me se un'azienda vi dice noi vendiamo solo ai governi vuol dire che si sono riservati quella fetta di mercato. Per noi non è un'ossessione, noi è un fatto anche etico, c'è nel momento in cui qualcuno ci ritrova per strada fra un anno, 2 anni, 10 anni o quello che è, dice allora avevi la possibilità di comprare il vaccino, non ti sei neanche preoccupato di verificare se era acqua distillata o vaccini. Noi abbiamo verificato, cioè non è che ci mettiamo a piangere, ci spiace aver perso tempo, però fino ad ora nessuno ci ha detto che questa qua è roba che non funziona. Ad entrare nel dettaglio delle proposte è il DG Luciano Flora. Il Veneto ha ricevuto una ventina di segnalazioni, a 6 sono state chieste precisazioni. Per capire se il vaccino c'è davvero, in che tempi si è disponibili a fornirlo. Cioè, se noi vi diciamo sì, voi in quanto tempo siete in grado di portarvelo il vaccino? Che quantità ci sono e quanto costa? E a 2 di queste, continua il DG della Sanità Veneta, abbiamo chiesto il numero del lotto e la scadenza della fornitura necessarie per la preventiva autorizzazione ministeriale. Nel momento in cui abbiamo questo, trasferiremo questo dato insieme alla modalità di fornitura che ci è stata presentata, che secondo noi è attendibile, per avere le autorizzazioni ministeriali per poter procedere a negoziare. In questa situazione che sta facendo discutere e suscitando un vespaio di polemiche, l'unica certezza è che se i vaccini continueranno ad arrivare con questi ritmi, per vaccinare i veneti ci vorranno 2 anni. Ben diversa la situazione se ci fossero le dosi. Le 560.000 vaccinazioni anti-influenzale fatte senza piani straordinari, sottolinea Flora, potrebbero essere aumentate di molto. Forse invece di 650.000 possiamo forse arrivare anche al 1 milione al mese, se noi le avessimo. Quindi per fare 4 milioni ci saranno 4 mesi.
Ho trovato il ministro ben disposto a verificare la possibilità di acquisto direttamente da parte della Regione. A dichiararlo il senatore veneziano PD Andrea Ferrazzi. Da giorni la Regione dice di avere un contratto in mano con dei privati, attraverso dei privati, per il vaccino Pfizer ed altri. E per oggi Pfizer ha scritto un comunicato ufficiale negando la disponibilità di vendita a privati e di trattare solo col governo. Ora, io sono a favore, se arrivano più vaccini possibili anche nella nostra regione, tanto meglio. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, partecipando alla trasmissione Ring, si era preso l'impegno di interloquire col ministro Speranza sulla questione degli acquisti di vaccini da parte della Regione Veneto. Così ha fatto e all'indomani riferisce di aver trovato il ministro ben disposto a verificare la possibilità di acquisto direttamente da parte della Regione. Ferrazzi però aggiunge: Da giorni la Regione dice di avere un contratto in mano con dei privati, attraverso dei privati, per il vaccino Pfizer ed altri. E per oggi Pfizer ha scritto un comunicato ufficiale negando la disponibilità di vendita a privati e di trattare solo col governo. Ora, io sono a favore, se arrivano più vaccini possibili anche nella nostra regione, tanto meglio. Però bisogna che ci si metta d'accordo, bisogna fare chiarezza, perché qua qualcosa non torna. O gli intermediari hanno trattato con Pfizer in maniera non chiarissima e che non devono spiegarcelo, oppure la regione non ha spiegato dettagliatamente i rapporti che ha con questi intermediari. Siccome con la salute delle persone dei veneti non possiamo scherzare, chiedo alla regione chiarezza e poi, se c'è da dare una mano tutti insieme nella direzione della salute per i nostri cittadini, a disposizione. Quindi anche da Pfizer è arrivata una presa di posizione, così come da Ursula von der Leyen, che è Presidente della Commissione europea. Ho sentito parlare di dosi offerte all'esterno dei canali contrattuali conclusi dall'UE e voglio lanciare un monito. Ha detto: fate attenzione agli pseudovaccini perché è estremamente rischioso accettare offerte di presunti broker, così von der Leyen. Ci sono zero garanzie che il vaccino sia nella fiala e non si ha idea del viaggio che ha fatto, se la catena del freddo sia rispettata. Ha aggiunto: in una crisi come questa ci sarà sempre chi cerca di trarre vantaggi, ha avvertito, lanciando dunque l'allarme del rischio crescente di queste frodi. Si teme possa trattarsi del secondo focolaio di variante inglese del coronavirus scoppiato nel veneziano. Andiamo a Portogruaro. I tamponi di 13 bambini e di un insegnante in una scuola elementare positivi al Covid sono stati inviati per analisi all'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie. 14 positivi, 12 bambini in una classe di 20 alunni più un insegnante e un altro bambino. Numeri che hanno fatto concentrare subito l'attenzione dell'ULSS-4 Veneto Orientale sulla scuola elementare Marco Polo di Portogruaro. L'ipotesi da verificare è che possa trattarsi della variante inglese del coronavirus. Il numero di casi elevati all'interno di una singola classe non ci può fare escludere anche questa ipotesi, motivo per il quale cautelativamente questi tamponi selezionati sono già stati inviati all'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie, che si trova a Legnaro. Quando è prevista la risposta? È difficile dirlo, speriamo domani o al più tardi dopodomani, questo è quello che ci ha detto l'Istituto. Nel caso la variante fosse confermata, si tratterebbe del secondo caso in una scuola elementare del veneziano, dopo quello della scuola primaria Fratelli Bandiera di Malcontenta, dove i positivi sono 7 alunni della stessa classe ed un insegnante. I positivi al momento non presentano sintomi diversi. A Portogruaro sono state inoltre attivate tutte le procedure del caso. Per quanto riguarda la classe dove ci sono stati un numero importante di casi, 12, è stata applicata la misura della quarantena, quindi sono tutti a casa. Inoltre sono state testate anche tutte le altre classi della scuola cautelativamente. E l'esito com'è stato? Allo stato attuale abbiamo altre 2 classi con un singolo caso. Ed è convocata per domani alle 9:30 la prima riunione di insediamento del Comitato Scientifico dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Lo scopo del comitato, formato da esponenti della Regione e delle università venete, è quello di supportare il Veneto nella delicata fase di negoziati con il governo. Questo insediamento, dice il presidente Zaia, è un passaggio amministrativo di grande significato perché segna la ripartenza verso l'obiettivo finale. Significa che si va verso un lavoro di alto livello che prenderà sempre più quota a supporto della nostra delegazione trattante per ripartire a tutto tondo con il tema dell'autonomia. L'obiettivo, conclude, è uno solo: chiudere definitivamente la partita con la firma dell'intesa con il governo.
Si sono presentati al Senato per la fiducia questa mattina invece il Presidente del Consiglio Draghi e il nuovo governo, tanti punti toccati, ambiente, scuola, fisco, lavoro. Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni. Al Senato il neopresidente del Consiglio, Mario Draghi, paragona la nuova compagine di governo alle forze che nel secondo dopoguerra, pur distanti ideologicamente, lavorarono per ricostruire un paese devastato. La priorità è affrontare la pandemia che nelle regioni più colpite ha abbassato l'aspettativa di vita anche di 4-5 anni. Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenute nelle quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Il Premier tocca a più riprese la questione ambientale e ripropone il tema della riorganizzazione del calendario scolastico. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno. Aggiungendo che vanno incentivati gli istituti tecnici, il mondo del lavoro dovrà cambiare. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, le donne e i lavoratori autonomi. È innanzitutto a loro che bisogna pensare quando approntiamo una strategia di sostegno delle imprese e del lavoro. Nessun accenno all'autonomia delle regioni. Euro scelta irreversibile, dice poi Draghi, che apre quindi la pagina della riforma fiscale. Va studiata una revisione profonda dell'IRPEF, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Il finale è un'invocazione a lavorare tutti nella stessa direzione. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Un discorso accolto con favore dalle categorie economiche e dai sindacati, quello di Draghi in Senato, unico neo per Unioncamere aver trascurato proprio l'autonomia. Non ho sentito parole in più, non ho sentito fronzoli, non ho sentito il solito racconto che ci fa la politica, ma ho sentito cose molto basiche. Noi non abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di fatti. Le categorie economiche venete promuovono il pragmatismo del nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Per Confindustria ha toccato i temi giusti. Ha fatto degli importanti riferimenti sia per le imprese, sia per il turismo, sia nella parte iniziale per l'aiuto che oggi il governo deve dare alle attività più deboli, alle attività che più hanno sofferto in questi mesi. Un discorso molto pragmatico, con pochi fronzoli, ma così assolutamente d'effetto. Mi ha colpito molto per quanto riguarda il mondo dell'impresa, che in sostanza il messaggio è dobbiamo salvaguardare i posti di lavoro, ma le imprese devono camminare con le proprie gambe. L'imprenditore sa quando deve continuare a fare l'imprenditore, ma che ci sia da parte del governo una politica di sostegno. Dall'altra parte sull'autonomia c'è una delusione perché non ha speso neanche una parola. Sia Carraro che Pozza sottolineano l'importanza data da Draghi al rilancio degli istituti tecnici che devono formare i lavoratori che realmente servono alle imprese. Questa forma di preparazione non viene sfruttata al massimo dai giovani. A me ha colpito un passaggio fra gli altri, che è quello legato alla parità di genere. Ha posto una questione che è sul tappeto da molto tempo e che in qualche maniera debba essere risolta, penso, fra le prime cose.
Cambiamo tema, andiamo alla cronaca. Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Vigonza negli stabilimenti della Franco Gome in via Oslo, dove un operaio è morto dopo essere caduto da alcuni metri di altezza. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, a causare la tragedia sarebbe stata una manovra errata mentre l'operaio era alla guida del muletto. La vittima, che ha 62 anni ed è originario di Mira, sarebbe precipitato con il veicolo da un soppalco di 6 metri all'interno del capannone. Nel violentissimo impatto col suolo si è ferito in modo letale, morendo di fatto sul colpo. Vani tutti i tentativi di rianimazione praticati sul posto dai medici del SUE, ma allertati dai colleghi. Nel capannone di via Oslo a Vigonza sono arrivati i carabinieri e gli ispettori dello Spisal per le indagini. Ivone Cacciavillani, noto avvocato, amministrativista e storico della Serenissima e del Veneto, temi su cui ha scritto numerosi saggi, è morto. Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, un grande avvocato amministrativista e studioso del diritto, un grandissimo appassionato di storia veneta e della Serenissima. Ricorda Ciambetti, esce di scena una figura emblematica del diritto e della cultura veneta. Cacciavillani è stato un vero punto di riferimento per tanti amministratori locali, un uomo dalla cultura vastissima, capace sempre di sorprenderti e di sorprendere, conclude Ciambetti, lascia un vuoto inestimabile. Ci fermiamo ora per qualche istante, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. La cronaca ci porta nel Trevigiano, aggredito con calci e pugni per strappargli la catenina in oro, è accaduto alla stazione ferroviaria di Castelfranco. La vittima è uno studente 18enne di Vicenza, fermati dai carabinieri dopo una breve fuga. 2 giovani marocchini, uno è minorenne. Stava aspettando il treno per tornare a casa a Vicenza. Era stato da alcuni amici a Castelfranco. Ad un tratto 2 ragazzi marocchini di 21 e 16 anni si sono avvicinati a lui e senza dire nulla lo hanno iniziato a colpire con calci e pugni. Un'aggressione violenta per rubargli la catenina d'oro del valore di 200 euro. La vittima, uno studente di 18 anni, si è accasciato a terra ma ha avuto la forza di chiedere aiuto. Questo studente 18enne ha chiamato degli amici che sono corsi in suo aiuto e a sua volta sono stati allertati i carabinieri. Immediatamente la pattuglia della radiomobile di Castelfranco Veneto e all'ausilio della quale è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri di Riese è riuscita, dopo vari tentativi e nell'ambito di un'interrotta attività di ricerca, a identificare, a localizzare i 2 rapinatori. I 2 giovani marocchini, alla vista dei militari dell'arma, sono scappati a piedi fra le vie della città. Una fuga durata solo qualche minuto. I carabinieri li hanno raggiunti e fermati. Purtroppo la catenina che è stata sottratta alla vittima non è stata rinvenuta, ma i 2 soggetti condotti in caserma sono stati il primo, maggiorenne 21enne residente a Bassano del Grappa, è stato tratto in arresto, mentre il complice, un minore, un 16enne residente nella zona dell'Asolano, è stato deferito in stato di libertà. La vittima è stata portata in ospedale per essere medicata. Ha subito alcune lesioni al volto. La prognosi è di qualche giorno. I 2 giovani rapinatori dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Ora torniamo alle conseguenze economiche della pandemia. Siamo davanti a una vera e propria Caporetto per la montagna del Veneto. Ora cominciano ad arrivare anche le prime stime che vedono nel lockdown bianco una perdita di quasi 900 milioni di euro per le nostre montagne. È l'allarme dell'assessore regionale al turismo Federico Caner, commentando lo studio elaborato dall'Istituto Demoscopica sulle possibili perdite dell'industria turistica della neve in tutta Italia per l'azzeramento della stagione sciistica. In questi giorni il confronto con gli amministratori del territorio e gli operatori economici è continuo, prosegue Caner. Ho detto loro che prima di tutto sarà necessario fare una stima il più possibile precisa e puntuale dei danni e delle perdite subite. Questo ci darà uno strumento ulteriore per interloquire con il governo e chiedere nelle sedi appropriate rimborsi e ristori. A un anno dallo scoppio della pandemia, i 3 giovani medici che decisero di entrare a Vo per sostituire i dottori in quarantena hanno ricevuto il premio della bontà dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio. Le immagini della diretta di Verete Veneta. Un anno fa hanno scelto di entrare a Vo, paese blindato, epicentro del primo cluster di Covid in Veneto e in Italia, e hanno prestato servizio per curare i pazienti. A distanza di un anno, i medici Maria Teresa Gallea, Paolo Simonato, Luca Sostini hanno ricevuto il premio Bontà che ogni anno l'Arciconfraternita di Sant'Antonio assegna alle persone testimoni di bene.
All'inizio dell'emergenza sanitaria, infatti, da Covid-19 nel febbraio 2020, siamo esattamente ad un anno da quel momento, con scelta volontaria hanno sostituito i medici di medicina generale dell'area rossa di Vo Euganeo, quarantenati per esposizione al coronavirus, garantendo il servizio di assistenza primaria. Questa è la motivazione del premio, letta con emozione dopo la messa solenne in Basilica, trasmessa in diretta domenica da Rete Veneta e sui nostri canali social. I 3 medici, già insigniti a giugno dal presidente Mattarella dell'onoreficenza di Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, hanno raccontato l'insegnamento tratto da quei giorni vissuti in prima linea quando la pandemia era ancora sconosciuta. Abbiamo fatto solo piccoli e pochi passi nel nostro percorso professionale, quindi non ci sentiamo di dare grandi insegnamenti, però quello che questa esperienza ci ha insegnato e che ci sentiamo di trasmettere è che ci ha ricordato come noi ci prendiamo cura non solo di corpi ma di persone, e quindi quello che ci sentiamo di dire a chi sogna di fare il medico è che va bene approfondire, studiarsi e concentrarsi sull'anatomia, la fisiologia, le varie patologie, ma non dobbiamo dimenticarci di curare anche gli aspetti relazionali e comunicativi, soprattutto per coltivare quell'umanità che è fondamentale per prendersi cura di chi abbiamo davanti, anche se dietro la mascherina. Domenica 21 febbraio sarà passato proprio un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto, e proprio domenica alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento da non perdere, quindi domenica sera 21 febbraio a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio di averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ora vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo, ma il tempo si mantiene comunque buono sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di giovedì 18 febbraio. Sul Veneto situazione tutto sommato tranquilla, inizialmente in mattinata tanto sole ovunque, aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso in serata, ma saranno esigue le probabilità di deboli fenomeni. Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino ai 10 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole vedete su tutte le province, non sono attese piogge degne di nota, il cielo sarà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece fino ai 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove di fatto non cambia la previsione, anche qui bel tempo stabile senza precipitazioni, locali annuvolamenti ma del tutto innocui. Temperature minime intorno allo 0, massime fino ai 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.